Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Questo è uno spazio d'appendice alla politica perché necessita questo spazio per completare una sorta di argomento uscito fuori nel corso della trasmissione, chi ci segue lo sa, tra i due consiglieri regionali, Aieta, scusate, il consigliere regionale, e Carlo Guccione, anch'esso consigliere regionale. Nel corso di questo dialogo molto acceso, molto vivo, sui temi di politica regionale, di partiti, di ruolo del PD, si è parlato anche della situazione politica che si è venuta a determinare a Cetraro. A seguito della trasmissione ricevo la telefonata del collega Bencivini che è qui con me. Grazie per essere venuto. Saluto i telespettatori. Bencivini è anche l'ideatore, il promotore, l'animatore di un premio molto ambito che è dedicato allo sardo. Va sottolineato, da sempre si batte, lotta contro la criminalità organizzata e tutto ciò che produce cultura della legalità. Sono molto contento di averti qui, è raro vederti in televisione, molto raro. Preferisco seguire altre vie di comunicazione per il momento, perché già ho fatto un lungo percorso politico, voglio dare spazio ai giovani, alle nuove generazioni. Fatto un lungo percorso politico, sì. Ma sei rimasto fermo da quelle che erano le tue idee, la tua impostazione cultural politica, no? Sì. Diciamo che sono in campo, parlo di attività politica in primo piano da mezzo secolo, quindi abbastanza. Con il PC prima... La mia esperienza parte dal Partito Comunista Italiano, sia anche a Cetraro ho avuto incarichi importanti con il Partito Comunista e poi ho seguito tutte le vicende che conosciamo e sono rimasto, diciamo, sempre legato alla formazione che ho ricevuto in quelle gloriose giornate che mi hanno formato, perché io sono molto orgoglioso di come ho vissuto le battaglie con il PC, penso alle vicende importantissime degli anni '80. Io ero assessore negli anni '80 quando c'è stato l'assassinio di Losardo e ricordo come il Partito Comunista, con la presenza di Enrico Berlinguer a Cetraro, ha sottolineato il tipo di impegno che il Partito Comunista portava avanti contro la criminalità organizzata. Questo mi ha molto formato, mi ha molto segnato e ho mantenuto sempre questa mia coerenza, ma non con gli occhi rivolti verso il passato, ma proprio guardando tutta la dinamica che il movimento malavitoso ha avuto non solo a Cetraro ma in Calabria. È stato un settore di cui mi sono occupato molto perché ritengo che gran parte delle realtà meridionali, penso alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania, sono fortemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata che ostacola lo sviluppo economico, impedisce l'attrazione di imprese sane. Assolutamente sì. E crea disoccupazione. Senti Gaetano, ma questa pressione, questa presenza, questa cappa, questo condizionamento a Cetraro è pesantissimo. Non c'è più? Ora, su questo va sottolineato una diversità strategica che probabilmente ha adottato la mafia, perché negli anni '80 ci sono stati atti di violenza continui, 11 omicidi, rapine, gambizzazioni, pratica estorsiva diffusa. Nel corso degli anni si è verificato una minore appariscenza di fenomeni, possiamo dire... Gesto eclatante, ecco, diciamo. Il gesto eclatante non c'è stato, anche se talora è spuntato, diciamo così, con atti intimidatori.
ma teniamo conto che è notizia recente, ci sono macchine bruciate continuamente, 7-8 macchine bruciate, furti continuamente, al punto che il 27 dicembre dello scorso anno, quindi recentissimo, il comune di Cetraro, su precisa richiesta del gruppo consiliare del PD, ha dovuto proclamare lo stato di emergenza in quella città per la continua persistente vitalità del fenomeno mafioso. Quindi è stata una recrudescenza. Più che una recrudescenza c'è stata una trasformazione progressiva dell'azione della mafia che, con maggiore attenzione agli aspetti, diciamo così, delinquenziali appariscenti, ha continuato a svolgere un'azione di controllo affaristico malavitoso tale da condizionare gran parte dei settori dell'economia della città. Senti, esempio tipico è il centro ittico. Cioè, ne parliamo tra un attimo, Sì. Voglio dirti questo, ma alla luce di questa situazione, che non è certo facile, non sarebbe meglio, come dire, trovare un punto d'incontro tra tutte le forze politiche Benissimo. e organizzare, come dire, una sorta Questa è una bella domanda. No, risolvere una sorta, perché in momenti di emergenza... Mi dà proprio l'occasione per ricollegarmi a quella trasmissione in cui sono state dette cose inesatte e che è importante precisare, non perché voglio fare polemiche, ma voglio soltanto dare un contributo positivo alle vicende della città alla quale sono legato. E allora, prima considerazione, l'attuale maggioranza ha aperto la crisi il 6 settembre da sola, diciamo, per contraddizioni interne. È stato l'assessore dell'IDM che se n'è andato in malo modo, ha rassegnato le dimissioni da assessore e per di più ha attaccato la maggioranza, ha attaccato la coalizione, etichettandola come c'è una cupola che mi impedisce di operare bene per la città. Un'accusa gravissima. Gravissima, che è uscita nella stampa, cioè non è che me l'ha detto al bar. Naturalmente noi come PD avremmo potuto inserirci in queste contraddizioni, ulteriore contraddizione della maggioranza, abbiamo preferito non farlo, perché abbiamo aspettato, diciamo così, abbiamo rispettato le dinamiche interne alla maggioranza. Cioè i tempi della politica. Diciamo. Esatto, ma c'era anche un fatto, perché questa reazione, questa crisi era già nell'aria, perché 7 mesi prima 3 consiglieri di maggioranza, che sono quelli che fanno il gruppo di Area Democratica, avevano preso le distanze, erano usciti dalla maggioranza e avevano di fatto messo l'amministrazione comunale e la maggioranza, diciamo, che passava da 11 consiglieri a 8. E quindi anche dal punto di vista numerico subiva un contraccolpo pesantissimo. Insieme a questi 3 che sono usciti dalla maggioranza, noi abbiamo fatto opposizione e continuiamo a fare opposizione contro questa amministrazione, che noi riteniamo che, al di là dei meriti del sindaco, che è stato negli anni passati assessore ai lavori pubblici nella giunta Aieta ed è stato abbastanza bravo nell'impostare i problemi infrastrutturali, eccetera, da questo punto di vista è molto dinamico e molto attento, però oggi fa il sindaco, e noi abbiamo detto, con un gruppo di dilettanti allo sbaraglio. In pratica, detto proprio chiaramente, questa giunta non ha né copertura politica, perché il sindaco è indipendente. Tra 5 assessori il sindaco, 4 sono indipendenti. Gli unici che hanno un rapporto con i partiti è il vice sindaco socialista e poi c'è l'IDM. L'IDM è lo stesso partito che mantiene un rapporto che ha aperto la crisi e che poi l'ha chiusa nel momento in cui ha capito che la proposta che era venuta fuori, che sosteneva il PD, era quella di dar vita a un governo di salute pubblica, dove tutte le forze di maggioranza e minoranza si mettevano insieme per gestire quest'ultimo scorcio di legislatura, per fronteggiare la complessità dei problemi della città, che una maggioranza risicata, senza coperture politiche, inadeguata, non è in grado di affrontare. Ma qui il PD dà la sua disponibilità o no? Allora, è la proposta nostra, abbiamo dato la proposta di un governo di salute pubblica. Nel momento in cui io sono andato
a fare con la mia delegazione un incontro con la maggioranza, e ho ottenuto dal sindaco la disponibilità a questo confronto tra maggioranza e minoranza per costruire una nuova maggioranza in discontinuità con la precedente, una cosa nuova completamente, perché ognuno deve rispettare i voti degli elettori. Allora, due erano le possibilità: o la maggioranza va avanti da sola, con tutte le conseguenze che tale circostanza comporta, cioè non riescono a risolvere nulla, o si scioglie il Consiglio Comunale perché vengono meno i numeri, o si fa una cosa completamente nuova che mette insieme la volontà del popolo, di tutti gli elettori, cioè una coalizione di salute pubblica, senza distinzione tra maggioranza e minoranza, una cosa nuova. Un caso di eccezionalità. Ecco, ed è una eccezionalità. Se no la maggioranza dice: perché è chiaro, devo fare entrare la minoranza? Evidente. Allora, tanto è vero, non lo faccio entrare. Tanto è vero che, siccome era il sindaco che sosteneva l'apertura al PD, nell'occasione c'è stata una riunione particolarmente incandescente, perché in questo arco di tempo, un mese, il DM, in vista della possibilità che si potesse fare un accordo di questo tipo nuovo, è rientrato immediatamente e quindi ha ricompattato, altro che cupola, la cupola ora gli va bene, è rientrato, rientra perfettamente, e hanno fatto un'operazione che io posso dire tanto strepito per nulla, un'operazione gattopardesca. Hanno cambiato tutto per lasciare tutto come era prima. Perché il PD fa il suo lavoro, no, continua a fare opposizione. Appunto, è il minimo che possiamo fare. Però abbiamo fatto di più dell'opposizione, perché ci siamo fatti carico di una inadeguatezza della maggioranza e ci siamo prestati anche a lanciare questa proposta. Scusami un attimo, ma noi parliamo di un governo che è sì retto da figure civiche, diciamo, che vengono dalla società civile. Sì, ma non il nostro, però. No, però ha un'anima, diciamo, di sinistra. Anche questo cioè, è voglio dire, fatemi capire, anche questa, perché ci sono ex socialisti, ma appartenenti vicini al PD. Anche questa è, possiamo dire, io direi una interpretazione assolutamente sbagliata della situazione locale. Perché? Questa coalizione è prevalentemente una coalizione civica, perché ci sono indipendenti che sono i fattori sono determinanti. Il sindaco stesso indipendente. Le uniche forze. Ma il sindaco, se il sindaco diciamo va a firmare in favore della ricandidatura di Oliverio, allora fatemi capire dov'è l'elemento. È perfetto. Allora la contraddizione quello è il punto è l'humus in cui agisce questo. Bene. Magari ha qualche elemento che si mantiene un po' distante perché non ha, come dire, non partecipa alla intanto facciamo subito insomma, è di sinistra. Sì, ma non dico che non è di sinistra. Ma io non sto dicendo che non è di sinistra. E allora dico, perché il PD ostacola il governo? Allora, cominciamo subito col dire che nel 2015, perché noi con l'attuale sindaco amministravamo insieme dal 2005 al 2015. Nel 2015 c'è stata una divergenza profonda tra noi e il Partito Socialista, perché noi ponevamo il problema di fare una coalizione a guida politica, perché riteniamo che Cetraro, per la complessità dei problemi che ha, non si può affidare a un indipendente, perché le iniziative di cui ha bisogno il Paese richiedono riferimenti politici abbastanza importanti, e abbiamo rivendicato la nostra candidatura. In quell'occasione si è verificato che noi abbiamo fatto una lista col simbolo del PD, non una lista civica, una lista con il simbolo del PD. Il sindaco Angelo Aita ha fatto una lista civica in antagonismo. Ma non potevate mettervi assieme? Non ci siamo riusciti. Non c'erano le condizioni? Non c'erano le condizioni e sono esplose delle divergenze incontrollabili. Ed era quello che volevamo fare noi. Perché noi abbiamo solo chiesto una guida politica, non una guida del PD, una guida politica. Cioè volevamo un partito dietro
il sindaco. Ti faccio una domanda, scusami, ma in una stagione in cui le forze politiche segnano il passo, cioè hanno la difficoltà a trovare consensi, a trovare occasioni, come dire, solidarietà all'interno della società civile, si va verso il civismo, no? Non poteva essere quella un'occasione, utilizzando il civismo, di recuperare, no? L'ancoraggio di un partito che è attraversato da una serie di problemi al suo interno, o no? Poteva essere un'occasione. No, diciamo subito che così i fatti non sono andati, perché questa presunta debolezza del partito è stata sconfessata dagli elettori, perché abbiamo preso 2.240 voti, cioè da soli il 33%, quindi era tutt'altro. Posso dire che è vero che il Partito Democratico attraversa difficoltà a livello nazionale, regionale, ma posso anche dire che a livello locale il Partito Democratico, guidato da un gruppo dirigente che è rimasto compatto per 10 anni, è un partito che ha mantenuto una grande vitalità. Pensate che io sono stato eletto segretario per 10 anni di seguito all'unanimità e per applauso. Quindi mi permetto di dire che a Cetraro il Partito Democratico è un'eccezione, anche rispetto a tutte le conflittualità che si registrano in questo partito. Sono d'accordo con te, però ti dopodiché, chiedo, la posta in palio qual era? Perché è una posta in palio importante. O si dà vita e si dà spazio al civismo pre-populista, che poi diventa populismo, sì, oppure si mantiene la visione dell'organizzazione, dello spirito di squadra, della logica di partito, che è fondamentale come antidoto al dilagare del populismo. Noi in Italia stiamo vivendo questo dramma, e il dramma è che nel momento in cui sono cadute le ideologie, se viene in questa caduta trascinata l'idea della politica come produzione di un collettivo intellettuale, noi andiamo dritti verso l'individualismo, verso il populismo, verso il qualunquismo. Gaetano. Ed è il pericolo che abbiamo in Italia, in Calabria e dovunque. Gaetano, scusami, mettiti nei panni di chi non conosce le dinamiche che si registrano all'interno di questa realtà, che è quella di Cetraro, che segue da lontano l'evolversi della situazione. Uno dice, ma scusatemi, c'è il governo regionale che guida centrosinistra, l'amministrazione provinciale a guida centrosinistra, e il comune di Cetraro che esprime un consigliere regionale che è nell'area del centrosinistra, ha il punto di riferimento dell'amministrazione comunale di Cetraro, quindi si presume essere tutto in linea con un percorso legato al centrosinistra. Mi chiedo io da esterno, da estraneo, da osservatore disinteressato, ma il tuo partito, il PD, come fa a conciliare l'opposizione a Cetraro e magari il sostegno alla regione o alla provincia? Ma è esattamente l'opposto alla situazione, che il centro-sinistra non sono loro. Cioè loro, come ho detto, sono socialisti e IDM, e IDM ho spiegato in che rapporto sta con loro, e poi degli indipendenti. Il centro-sinistra è all'opposizione. Ah, non c'è quindi. Il centro-sinistra è formato dal PD, da Unità e Rinascita, che sono il Centro Democratico, ora si è aggiunta anche Rifondazione, Sinistra Italiana, cioè dall'altra parte, cioè all'opposizione c'è il centro-sinistra, altro che c'è il centrodestra o là. C'è poi tra l'altro in un paese in cui le forze politiche realmente esistenti sono due, che sono il Partito Socialista e il Partito Democratico. Realmente esistenti intendo dire che hanno un'assemblea, che fanno le primarie, che sono organizzati, diciamo, hanno gruppi dirigenti, hanno tradizioni storiche. Le altre sono, diciamo così, formazioni che difficilmente hanno un livello organizzativo che hanno questi due principali partiti. Ora, il punto importante è che in un paese come Cetraro, in cui si stanno subendo tutti i contraccolpi negativi di un progressivo degradare del modo di fare politica, perché sta venendo meno anche la cultura della politica. La politica è una cosa seria, la politica è l'arte di governare i popoli, per cui ci vuole una formazione, ci vogliono competenze, non si possono affrontare i drammatici problemi della città
che è, guardi, do un dato, 26,6% di disoccupazione. Cetraro, peggio di Cetraro c'è solo Rosarno. Le faccio fare questa riflessione. Grazie al poderoso lavoro di Oliverio, e lo sottolineo perché io sono un punto di riferimento di Oliverio da 40 anni e non ho bisogno che altri mi vengano a dire che devo sostenere Oliverio, perché sono io quello che lo ha rappresentato per 40 anni, ho un percorso identico a quello di Oliverio nel mio piccolo. A Cetraro abbiamo un leader di questo movimento, di questa componente oliveriana, che è Nando Caldiero, che è un professionista di grande spessore di competenze culturali. Per cui il problema Oliverio è un falso problema che viene introdotto, cioè noi prendiamo atto con piacere. Ah, non c'è questo problema. Il circolo del PD è con Oliverio e promuove tutto intorno a Oliverio, c'è una compattezza e siamo stati sempre e continuiamo a essere il punto di riferimento. Il problema non è che mi devo mettere insieme al sindaco Angelo Aita per sostenere Oliverio, anzi si verifica il contrario, se mi metto insieme ad Angelo Aita può darsi che Oliverio prende meno voti, perché esistono delle divergenze profonde di vedute tra noi e il modo di amministrare che si è consumato in questi 3 anni, per tutta una serie di problemi concreti. Ho citato, nonostante il poderoso impegno di Oliverio, che ha mandato, e posso anche dire per la verità, della giunta precedente con Incarnato, che hanno mandato a Cetraro ben 50 milioni di euro di finanziamenti per opere pubbliche, quindi nonostante questo massiccio intervento pubblico in 15 anni, Cetraro ha perso 1000 posti di lavoro, non ha creato nessuna realtà produttiva nuova, si è ritrovato con la ex Faini scomparsa totalmente, argomento di cui non si parla più, e non dimentichiamo che Cetraro è stato un punto di riferimento importantissimo per tutta la costa tirrenica, per la tradizione tessile che ha avuto. Da allora non siamo riusciti ad attrarre neanche un'impresa, e diciamocelo francamente, i posti di lavoro li creano le imprese, e se noi non facciamo 2 cose importanti: primo, eliminare la mafia, perché è la causa del sottosviluppo. Si può eliminare lì? Per eliminare la mafia ci vuole un impegno forte, non bastano unitario. Solo le forze dell'ordine. Ecco, alle forze dell'ordine devo fare 2 considerazioni veloci. Intanto la DDA di Catanzaro, grazie al brillante lavoro che sta facendo Nicola Gratteri, ci ha dato finalmente la possibilità di decapitare uno dei più pericolosi clan malavitosi della Calabria, ed è un fatto importante. Ma le forze dell'ordine hanno bisogno pure di essere potenziate. Abbiamo perso il posto di polizia, abbiamo delle difficoltà, diciamo, a controlli notturni. A Cetraro c'è uno spaccio, un consumo di stupefacenti preoccupante. Quando la Guardia di Finanza scopre nelle nostre colline piantagioni di marijuana, tutto questo deve fare riflettere, tutto questo crea problemi seri alle famiglie, problemi seri alla società, problemi di povertà crescente. Cetraro ha il 22% di poveri. Poveri significa che sono sotto i 600 euro al mese e che hanno difficoltà a comprare i farmaci. In un contesto come questo. Ma un'amministrazione non può fare, però, da sola che può fare? Esatto, e quindi in un contesto come questo è fondamentale la proposta che lancia il PD. Un governo di salute pubblica, cioè dove tutti ci mettiamo insieme per fare insieme, altro che formule. Cioè questo è l'appello, diciamo, che fa il PD. La proposta. La proposta diciamo. L'abbiamo lanciato, e quando ho fatto, lo voglio dire anche per completezza di informazione, quando in quell'occasione noi abbiamo partecipato, grazie alla disponibilità del sindaco, con il quale io sono in ottimi rapporti, un dialogo costante, se lo posso dire, è stato anche alunno mio, quindi i rapporti sono anche affettivi, sono sul piano personale, quindi non c'è nulla di personale, è solo un fatto politico. Io ho detto spesso: come fai a stare in una situazione così difficile dovendo compiere scelte delicatissime? È chiaro che è necessario metterci tutti insieme, superare barriere, le ideologie sono finite, le mettiamo a Cetraro. Noi dobbiamo fare un discorso di tutte le intelligenze, di tutte le competenze, di tutti quelli che vogliono fare la battaglia alla mafia, la difesa della legalità, per costruire un programma unitario che abbia come priorità
la lotta alla criminalità organizzata, l'attrazione di nuove imprese, la creazione di posti di lavoro, la battaglia contro la povertà, l'utilizzo razionale anche delle risorse regionali, finalizzati al processo di crescita economica e sociale. Sono queste le questioni su cui ci dobbiamo confrontare. Ma a che punto si è questa? Stiamo andando indietro. Ma il dialogo, il confronto è già chiuso? Non ci sono possibilità? L'hanno chiuso, no? loro. Cioè nel momento in cui si chiude... Guardi, in quella occasione, lo voglio dire perché sono stato pure coinvolto, il clima era talmente arroventato, perché nel momento in cui DM è rientrata loro avevano già i giochi fatti e quindi la mia proposta non avrebbe avuto senso, il clima era talmente arroventato che a conclusione un dirigente socialista mi ha persino aggredito verbalmente e poteva trasformarsi in un'aggressione fisica nei miei confronti. Questo per far capire il clima. Ma la mia disponibilità è massima, perché magari poi mi hanno chiesto scusa, però in 50 anni di attività politica che faccio io, con la lotta alla mafia aperta, non si è mai verificata una cosa di questo tipo. Ora, questo che cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che c'è una certa cultura mafiosa che sta dilagando, che il tumore malavitoso è andato in metastasi, eccetera. E non si può risolvere con una maggioranza risicata che viaggia sull'ordinaria amministrazione, ma ci vuole una grande attenzione nazionale sulla vicenda di Cetrari. Il caso del centro ittico è tipico. Il centro ittico significa razionalizzare la vendita al mercato del pesce, il che significa andare a dare la botta decisiva al clan muto. Ora, non c'è nessuno che è disposto a gestire il centro ittico, 2 bandi andati vuoti, un avviso pubblico disatteso. Il problema non lo risolve una giunta isolata politicamente e comunque in preda a polemiche continue, così come si sta verificando. Ha perso la banca. L'UBI Banca se ne sta andando a Fuscaldo e non c'è stata una iniziativa forte che l'ha impedito. Le attività commerciali stanno avendo un crollo verticale. Ha disegnato un quadro? Non è lo disegno, sono dati Istat. E di fronte ai dati Istat io ne prendo atto, ma io ci vivo là e lo so che la situazione è questa. Allora, siccome la situazione non possiamo andarci ad accapigliare centrodestra, centrosinistra, là il problema non è questo, il problema è di mettere tutte le intelligenze a disposizione per fare una coalizione di salute pubblica per salvare il paese, altrimenti va alla deriva. Questo è l'appello che noi lanciamo e per il quale ci vogliamo battere. Ora, di fronte a questo capisco lo sforzo enorme che fa il consigliere regionale, il quale è legato da grande amicizia con il sindaco Angelo Aita e noi questo lo comprendiamo, che proviene dalle file del Partito Socialista, passando al PD ha lasciato il Partito Socialista, per cui è chiaro che è a disagio nel momento in cui queste 2 formazioni sono in antagonismo. Ma il lavoro non è quello di mortificare il PD a fare da stampella al sindaco in difficoltà, il lavoro è quello che diciamo noi, concordato dentro la sezione, di fare un salto di qualità, superando l'attuale maggioranza, eliminando la continuità, ma andando verso un nuovo progetto, che è quello di un governo di salute da qui al 2020. Quindi ridisegnare l'intero assetto di maggioranza. Perché altrimenti si va allo sbando, oppure ci perdiamo in polemicucce di basso profilo che possono anche avere delle degenerazioni personalistiche in un contesto come quello di Cetraro, che è drammaticamente segnato dalla mafia e dalla cultura mafiosa. Lo conferma. Finisco dicendo una cosa importante, che sottolineo molto spesso. La pescheria di Muto, che era stata costruita su demanio pubblico, ci è voluto un quarto di secolo prima di essere abbattuta, e grazie a 2 magistrati bravissimi, Eugenio Facciolla e Domenico Fiordalisi, che nel 2005 erano procuratore capo e sostituto procuratore, finalmente l'hanno abbattuta. Cioè, questo per far capire che cosa c'è a Cetraro. Bene. Gaetano, il tempo a disposizione è scaduto, mi pare che tu, il messaggio è stato molto chiaro, è arrivato. Io su questa storia vorrei sentire anche il primo cittadino di Cetraro per vedere sono anche disposto ad un confronto, come si dice all'americano. Allora facciamo così, non ho difficoltà. Allora facciamo così.
lanciamo questo messaggio e lanciamo la possibilità di un confronto per chiarirsi le idee, per vedere se ci sono occasioni, opportunità di individuare un punto di incontro, oppure se noi facciamo un percorso. Per quanto mi riguarda sono a disposizione del direttore di TEN. Grazie. Qualsiasi iniziativa. Grazie. Allora, aspettiamo che il sindaco di Cetraro risponda a questo invito, appello rivolto da Bencivenni. Ti ringrazio per essere stato con noi. Noi ci vediamo domani, arrivederci. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.